questa pandela. Fizada e sassimizada, questo popolo che ne dà logo. Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Questa settimana è una settimana importantissima perché ci sarà la 12ª settimana nazionale donazione trapianti, 9-10 maggio. Il 9 vi aspettiamo al Teatro Civico, ne parleremo fra pochissimo, e poi il 10 tutto il giorno in Piazza d'Italia a Sassari, questa grande giornata. Siamo in compagnia di Ika Kerchi, buongiorno, di questa presidente di questa grande associazione che è Love for Liver for Life, insomma un nome un po' particolare per la nostra isola, tutto in inglese. Ma noi non siamo separati dal mondo, dunque liver tutti sanno che è fegato. Siccome il fegato è un po' pesante anche come parola, allora liver è più leggero, ho trovato che fosse meno pesante nel pronunciarlo. Liver con love e love. Una giornata importante, io ho già preannunciato cosa succederà intanto il 9 maggio al Teatro Civico. Intanto il 9 maggio al Teatro Civico ci sarà una tavola rotonda con gli addetti ai lavori, cioè epatologi, studiosi, tutte le persone, anche rappresentanti dell'ASL di Sassari. Dobbiamo dire che abbiamo dei medici che saranno presenti, ci sarà un ricercatore che sarà il nostro ospite, il professor Lacolla, ci saranno tutti i nostri medici di Sassari, perché dobbiamo dire una cosa, che sono molto attenti. Non pensiamo che la ASL o la salute a Sassari sia proprio, ci sono alcune cose che non funzionano, però i medici sono a altissimi livelli, questo io lo devo riconoscere. Tra i partecipanti il dottor Agostino Sussarellu, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Sassari, il dottor Fausto Zamponi, direttore del centro trapianti di fegato dell'ospedale Bruzzo di Cagliari, il dottor Milko Ciccarese, direttore medico nefrologia, dialisi, trapianto ospedale Sassari, Annunziata Sassari, poi il dottor Giampiero Bo, direttore medico anestesia e rianimazione, coordinatore prelievi e trapianti dell'ASL numero 1 di Sassari, il professor Antonio De Santi, chirurgo pediatra dell'AU Sassari, vicepresidente dell'AIDO, il professor Paolo Lacolla, direttore di microbiologia e virologia generale della cittadella universitaria di Cagliari, e il dottor Pierpaolo Manca, responsabile unità prelievi e trapianti dell'ASL numero 1 di Sassari. Questi sono alcuni dei nomi che per l'appunto parteciperanno a questo convegno, che vuole essere un convegno importante per parlare soprattutto di prevenzione. Sì, è un convegno fatto apposta per chi ci sarà, chi verrà a ascoltare, perché non è un convegno per loro, è un convegno per noi, per i cittadini che vogliono avere informazioni su che cos'è la malattia del fegato. Io mi batto e mi batterò sempre per la prevenzione, cioè queste persone ti diranno, ti insegneranno i primi sintomi, non abbiamo altre informazioni per il momento. Sono del parere che dobbiamo sempre essere seguiti sia dal nostro medico di famiglia, che deve sapere chi hanno davanti come paziente, e poi dobbiamo lavorare un po' di più tutti sulla prevenzione. In base a questo poi la sera abbiamo un bellissimo concerto. L'indomani ho pensato, e poi ho avuto l'aiuto anche del Comune di Sassari, dell'assessore alla cultura e ai servizi sociali, col benestare del sindaco, abbiamo pensato di fare, siccome parlo sempre di cultura io per la vita, abbiamo pensato che la giornata nazionale della cultura, cioè musei aperti, che sarà anche attivata a Sassari, ci sarà in mezzo questa manifestazione di 2 giorni per la cultura della vita. E allora ho coinvolto, puoi leggere che ci sono tutte le altre associazioni che molto carine, perché noi sardi amiamo lavorare un po' da soli, io non sono d'accordo. Certo, la sinergia vuol dire anche vincere le scommesse della vita, no? Scommesse della vita, intanto perché abbiamo tutti lo stesso problema, le associazioni vogliono fare sempre qualcosa o perché ci siamo passati o perché abbiamo avuto un familiare, allora fare qualcosa cosa vuol dire? Prevenire, aiutare a dire a che punto sono, e questo lo possono fare solo le associazioni, perché le istituzioni non possono sempre fare tutto. C'è l'AIDO, la Croce Rossa, l'associazione dei tumori, l'AICS, i talassemici e i diabetici, alcune altre. Adesso, poi ho visto gli sbandieratori di Sassari. Poi c'è l'autodromo che ha partecipato con una bella informazione, guida sicura. Noi pensiamo sempre alla vita in tutte le forme, dunque ho apprezzato molto questa partecipazione. Poi
poi ci saranno gli artisti di Sassari che grazie a questa televisione si prodigheranno per farci stare un po' bene. Noi daremo le nostre informazioni come associazioni, però i nostri cantanti della nostra regione e della nostra città soprattutto parteciperanno a farci sentire un po' meglio per la giornata, ecco. Allora, noi vi aspettiamo domenica tutto il giorno in Piazza d'Italia, sabato al Teatro Civico e domenica. Piazza d'Italia alle 18:30 circa partirà lo spettacolo. Vi aspettiamo numerosi per questa grande giornata dedicata alla settimana nazionale donazione trapianti. Ringraziamo Ica Cherchi. Ciao Ica. Grazie a voi. Grazie a Ica, voi. che poi tra l'altro dovete sapere è una grande cantante, adesso ormai è una cantante in pensione, Ica. No. Non mi sono arresa per stare in vita, pensa se mi arrendo per il canto, no, quella è una cosa che hai dentro. Penso che canterò, continuerò a cantare. Sì. Speriamolo di cuore, però una promessa, io vorrei parlare un giorno, noi ci diamo del tu perché io la conosco tanto tempo, siamo anche amici qui. Bambino. Un giorno un'intervista a parlare di te, che ne hai di cose da raccontare? Parlami di te, sì. Parlami di te. Sì. E voi, Grazie. mi raccomando, domenica, Sabato e domenica, tutti insieme al Civico e in Piazza d'Italia. Grazie. ciao a tutti. La 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 la, yeah.